le quelle up and ti avevamo già portato in passato al bar da Toto, che è quel chioschetto dove fanno i panini fighissimi, a volte c'è anche musica dal vivo, e lo stiamo percorrendo da uno dei parcheggi tattici che trovi lungo la strada per la famosa ciclabile da Doppiaco a Cortina. Adesso dobbiamo ancora arrivare a Cortina. Passiamo per il centro di Cortina giusto per guardare le vecchie in cincio, perché Cortina è tipica per le vecchie, tutte tirate in cincio, manco che fosse delle fighe. Ascolta Matteo, ma perché non fai questa, non mi ha compré? E se elettrica, non ti piace tipo elettrica? Perché no? Carichi qui i pannelli del camper e attacca all'inverter? Aspetta che andiamo a vedere quanto che costa. Che bello, questa una volta facevo sempre i raduni delle 500 e a mia, per chi se la ricorda, era, adesso non vuol dire a pifiga, però era a pifiga, Dio caro. A me cincina è per replica Abarth con strisce rosse, i cerchi bianchi, i parafanghi allargati, bellissima. Avevo questi adesivi laterali, i sedili fusina sono quelli da corsa, quando non ce n'è nessuno sono abbastanza originali queste. Questa costa una Abarth, questa è la Sport, versione, cos'era, la C che aveva le porte rovesciate? No aspetta, la C era la Topolino, non è la C. E te trovi qualche esemplare strano. Ecco, questa è quella più simile alla mia, a parte i cerchi, quell'adesivo andava più basso, non andava lì, io avevo le linee ed era rossa. La scoiattolo non l'avevo mai vista dal vivo, stranissima. Baraduno grande, ce ne sono tante per tutta la città, porco cane. Di qua, per forza di qua bisogna attraversare, esatto, dove c'è la Panigale. Ok, proprio qua, esatto, no, ma con quel cupolino là no, è oscena, Dio caro. Bella però, bella. Ah, mi piace tanto questa. Non so se più questa o il 916, no, più il 916, decisamente. Brutta porseata. Notavo che a Cortina ci sono tante auto d'epoca, ma in generale, no, quest'anno sempre. Come a cosa serve questa informazione? A capire meglio l'ambiente. Se no, cosa te dico? Come sul film con Pozzetto e Greggio, com'è? Ci sono le porte, le finestre, dopo va a Parigi, com'è? Le porte, le finestre, tutto compagno. Cheers! Adesso i ragazzi qua bravissimi, perché ci siamo già stati, no, dei panini eccezionali, quindi voglio dire, non voglio fargli pubblicità, ma stavano dicendo tra di noi con poco più di 10 euro pranzi a Cortina, Dio caro, cioè, tanto capio. Abbiamo dovuto prendere un extra. Questo mi ricorda il mortadella e pistacchio, quei panini che vanno di moda da mollica o senza, sa quello su YouTube che già fa con mollica o senza. Questa gradinata, che sia pubblica o privata, premi 5 dal tuo telefono se vuoi che sia pubblica, premi 6 se vuoi che sia privata. Non è per le birre, è che è proprio bello, piacevolissimo fare sta ciclabile marciapiede, è proprio bello. Ciao bei piccioni. Guarda che rassa le posti che vi porto, zio ladro. Dai, salta basso. Dove fai foto, cose là per dei Instagram, dei baie de fienta, sai, è una moda, è qualche anno fa. E femmine, come vedete, il baie de fienta, tutta sola. Mi pare impossibile che non sia un bar per bere un amaro per tutta sta strada. Bevi anche se non ti voglia, vai. Un altro pochino, Dai, bevi. Ecco là, guarda che video falsi, tutto preparato, perché il cane aveva già bevuto prima, non aveva più voglia, ma mi ha detto no, da fare sta roba. Ma non riesci a fare il pignolo, ma con te lesi hotel, te vedi e robe, c'è può da riessa che abbiamo sbagliato strada. Salve! Salve, arrivati. Credeva che ci fosse un bar in mezzo alla ciclabile. E dopo 50 km di camminata che sarà un bar, porca L'avevamo già fatta all'andata, quindi Vabbè. ragiona, se all'andata non ne vedi bar, al ritorno non è che... magari appaiono. Piovano bar. Può essere, perché no? Perché no? Esatto. Il pulmino di montagna, lì si parcheggia e non si lagna. Siamo invitati Palamaro dai vicini, Dio caro. Cortina è sempre Cortina, cioè non è che un giorno a se Favaro e un giorno a se, non so, Napoli. Come stare fuori dal tempo quando fuori è
mattina presto, cammino con aria da fortuna. So che in qualche tasca devo averne ancora una da fumarmi dolcemente. Conto i passi pensando a niente, la notte è ancora attaccata ai muri, va in 1000 pezzi se tu la sfiori. Semplice come le storie che cominciano, come dar calci ad un maracolo e respirare con un ritmo quasi uguale a questi giorni che viviamo in due. Svegliati, c'è sempre un sogno da raggiungere, amore e forza che è possibile andare avanti anche se fa un freddo cane e ci vogliono imbrogliare. Tutto quanto mi sembra giusto quando fuori è mattina presto, ogni dia ancora un suo colore, per farle tutte uguali basteranno 2 ore ed io mi guardo in giro, tra me e la piazza soltanto cielo, un orologio senza lancette, un istante che sa di latte. Semplice trovarsi in tasca quando è spicciolo e dirsi ti amo per telefono, poi saltare anche la cena per parlare, per mangiare 4 chiacchiere. Impegnati con un'idea che vuoi difendere, con un ricordo da dividere, insieme anche se ogni giorno è un'avventura che a pensarci fa paura. Come stare fuori dal tempo quando fuori è mattina presto, tra un po' la gente tornerà per strada, ci sarà la fila alla fermata. Semplice, basta farsi un'autocritica, volersi bene forse è l'unica, se una commedia allora avanti un'altra scena, per noi non c'è problema.